Quando si descrive un ottovolante di emozioni si può fare come esempio l'estate del tifoso bianconero con la questione Alexis Sanchez. Il cileno è rimasto svincolato dall'Inter lo scorso 30 giugno con i campioni d'Italia che hanno subito messo in chiaro come non avrebbero dato seguito all'accordo con il calciatore. E da qui è stato un susseguirsi di rumors su un suo ritorno in Friuli tanto romantico quanto difficile, con lo stesso Gino Pozzo che dal momento che non c'era una trattativa con altri club coinvolti è uscito subito serenamente allo scoperto. L'offerta era lì, sul tavolo di Sanchez, che doveva solo capire cosa volesse fare da grande, diciamo. Anche Gianluca Nani, così come Hiller o anche il DG Collavino, non hanno mai nascosto la trattativa, anche se in alcuni frangenti, soprattutto il primo, sembrava un pochino freddare gli entusiasmi. E a ogni uscita però dello stesso Gino Pozzo le domande pressanti dei tifosi sulla possibilità o meno dell'arrivo di Sanchez. Il cileno ha cercato alternative, soprattutto palcoscenici europei, prima però di un'accelerata, di un rincorrersi di voci, di un Sanchez avvistato all'Alma Soul con tanto di storia Instagram Galeotta. Qui abbiamo provato a sbirciare tra le vigne, ma non lo vediamo, probabilmente l'ora non è nemmeno quella giusta perché è davvero caldo. Dentro, nei locali, ripetiamo, dove non abbiamo potuto accedere, c'è grande riservatezza. Ci hanno detto che non c'è, che non sarebbe nemmeno qui. Da quel momento l'entusiasmo è tornato a scemare con l'ex Nino Maraviglia che non ha più dato concreti segnali di apertura all'Udinese, nonostante il naufragio dell'ipotesi Marsiglia, ma si è rivelata un'attesa, forse chissà solo scenica, perché l'Udinese non ha mai ritirato la sua offerta e perché Alexis non ha mai smesso concretamente di pensare a reindossare quel bianconero dopo 13 stagioni, di tornare nella squadra che lo ha preso da zero e lo ha trasformato in un campione eccelso da oltre 40 milioni di euro di valutazione, concretizzatasi nella cessione al Barcellona. Forse perché tutto doveva convergere in quella presentazione del prossimo 13 agosto in Piazza della Libertà? Sì, perché Sanchez pare aver deciso, vuole Udine bis per tornare a essere decisivo nella provincia calcistica, in un reparto per ora affollato ma anche tremendamente qualitativo che promette grandi rifornimenti per un Lucca che gongola. Ma le questioni tecnico-tattiche, ci perdonerete, al momento contano poco e le lasciamo lì. Conta l'emozione che genera un ritorno del genere perché, amico, i campioni sono così. Amico, i campioni sono così. Il campione più gioca più meglio sta. E alla fine scelgono la strada forse meno attesa, con una decisione che chissà se verrà già ripagata proprio martedì prossimo, perché se così sarà si preannuncia un bagno di folla da vecchi tempi in cui tutti vorranno esserci.